Buongiorno. Buongiorno a voi. Andiamo alla macchina. Sono Andrea Colasio, sono l'assessore alla cultura del Comune di Padova, ho 57 anni, non sono sposato, non ho figli, mi occupo da molti anni, sono un sociologo di professione, faccio anche l'imprenditore. Sono sostenuto da due liste civiche, Scelta Civica con Colasio e Padova Rinasce. Dove vorrebbe portare Padova? Vorrei portarla a ritornare agli antichi splendori. Padova è stata nei secoli una grande capitale geopolitica, artistica. Bisogna avere una visione alta, strategica, bisogna reinvestire in una nuova economia della cultura. Adesso ci porta in due luoghi che secondo lei sono i simboli della sua campagna elettorale. Due luoghi che dovrebbero essere rilanciati. Qual è il primo luogo dove ci vuole portare? In primo luogo andiamo al Castello Carrarese, che sta a significare tutto ciò che questa città ha perduto. La Padova dei Carraresi era una grande capitale europea. Siamo all'interno dello Castello Carrarese, costruito nel 1374 da Francesco il Vecchio. Sono 12.000 metri quadrati, finalmente restituiti alla città, e solo la città di Padova, nel suo centro storico, può vantare spazi espositivi così importanti per il design e l'arte contemporanea. Questo castello rigenerato sarà una grande fabbrica della cultura che produrrà ricchezza e sarà un grande polo attrattivo per il turismo culturale. Adesso stiamo andando nel secondo luogo emblematico, che è un negozio sfitto del centro vicino al Palazzo della Ragione. Eccoci, noi siamo di fronte ad un negozio sfitto in pieno centro, un negozio famosissimo, Vittadello. È emblematico di una situazione di crisi che la città sta attraversando e che necessita di risposte chiare, precise e determinate. Il nostro centro storico deve essere riqualificato a partire dal sistema delle botteghe del centro, che sono un grande centro naturale commerciale. Padova ha sempre saputo mettere assieme economia e cultura. Quando questo binomio funziona, la città diventa città europea. Con quale degli altri 8 candidati farebbe un viaggio? Con Francesco Fiore, perché ha portato vento nuovo in città e quindi l'innovazione va sempre premiata. Se da qui a fine campagna elettorale dovesse scegliere un testimonial padovano per un viaggio attraverso Padova, chi sceglierebbe? C'è il maestro Scimone, che è un'icona che rappresenta Padova a livello internazionale. Ciao, arrivederci.